Ultima partita di quelle disputate prima dell'inizio del campionato ufficiale che avverrà il prossimo 1° ottobre in casa con il Latina. È stata quella che ieri la Fortitudo Basket Moncada ha giocato in casa con la squadra del Trapani. Ed è stata una partita vera, i due coach hanno scelto di azzerare il punteggio, che nella somma dei risultati va alla Pallacanestro Trapani che ha vinto con 55-60. Nel primo quarto parte forte l'Agrigento con Cannon che sporca ogni pallone, duello tutto fisico tra Renzi e Rotondo con Zugno in cabina di regia. Questi i parziali: 14-9 il primo quarto, 9-19 il secondo, 22-14 il terzo, 10-18 l'ultimo. Questa è stata l'ultima amichevole della Fortitudo. La prima, quella del 25 agosto, giocata in casa con gli americani del Massachusetts, la UMass Howell, ed è stata vinta dalla Fortitudo. Poi l'amichevole con il Caltanissetta, con la Betland, e quindi la partecipazione al Memorial Matteo Ancione a Ragusa, imponendosi con la squadra svizzera della SAM di Massagno. Soddisfatto il coach Franco Ciani, che aspira sempre come obiettivo di puntare ai play-off. Una pre-season impegnativa, con tantissime partite, più di quante siamo abituati a farne, siamo stati abituati a farne in questi anni, ma era un'esigenza, avendo una squadra così profondamente rinnovata, avendo una squadra così giovane, era giusto proprio avere una costante verifica con queste amichevoli della crescita del gruppo, della crescita dei singoli, però è stato abbastanza difficile, impegnativo, trasferte, viaggi, partite. La squadra ha lavorato con grande impegno, con grande atteggiamento, con grande voglia. La cosa importante, come dicevo in conferenza stampa, era il fatto che siamo riusciti a fare un passo in avanti in ognuno fra tutte le verifiche progressive, cioè tra una e l'altra siamo riusciti sempre a fare qualcosa di meglio, e questo è molto importante. Chiaramente avrei preferito vincere anche oggi per chiudere la pre-season con una vittoria, però dobbiamo prenderci delle valutazioni di carattere tecnico, di carattere tattico, di mentalità, prima ancora che risultati che per fortuna cominceranno a contare soltanto la domenica prossima.